Grazie di aver accolto il nostro invito, l'invito del padrone di casa, del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, del Corecom Sardegna, per la presentazione di questa pubblicazione dedicata all'informazione sarda. Una pubblicazione fortemente voluta dal comitato che ho l'onore di presiedere, che fotografa un comparto molto articolato, diciamo anche interessante, come quello dei media e della comunicazione in Sardegna. Una Sardegna, poi ne parleremo nel corso di questo incontro, che ci riserva molte caratteristiche, molte peculiarità e anche diversi primati, perché questa è un'isola che, nonostante tutto, nonostante il nostro PIL che certo segna il passo purtroppo, sul fronte della comunicazione e dell'editoria ha molti primati e ha di che vantarsi. Il libro è stato scritto dal collega giornalista Alessandro Zorco, che ha lavorato su due borse di ricerca dell'Università di Cagliari, di Roberta Cocco e Giampaolo Zammarchi, e poi devo dire grazie ai tantissimi giornalisti amici che hanno contribuito a titolo totalmente gratuito con tanti pezzi molto interessanti che raccontano soprattutto la storia delle varie testate che andiamo ad analizzare. È stato uno sforzo notevole, non ha e non vuole essere una pubblicazione da rigore scientifico, questo lo diciamo subito, insomma, perché altrimenti ci sarebbero tante cose da osservare. Però è uno sforzo notevole, sono 400 pagine per parlare dell'informazione a 360 gradi in Sardegna. Intanto sono lieto di portare i saluti dell'Assemblea sarda del Parlamento della Sardegna a voi tutti che siete i rappresentanti di un potere, del cosiddetto quarto potere, che in questo momento storico ha una responsabilità immane. Oggi l'utilizzo dell'informazione ha una importanza probabilmente maggiore rispetto a tempi passati, proprio per la quantità di informazioni non sempre filtrate che i nuovi mezzi di comunicazione purtroppo o per fortuna offrono. E siamo qua per parlare di un libro decisamente importante sulla storia dell'informazione in Sardegna, che è un libro che io ho valutato assolutamente di grande qualità, e il ringraziamento che faccio a tutti voi è quello di aver scelto la Casa dei Sardi per la sua presentazione. La scelta degli autori di questo libro, che fanno risalire l'inizio della storia dell'informazione agli anni 70, è una scelta ovviamente corretta, che segna una lunga storia, una storia certamente di successi ma anche di innovazione, perché se è vero che la Sardegna è un'isola, che ancora il mare continua a essere un limite invalicabile, è anche vero che i protagonisti dell'informazione hanno saputo interpretare il loro ruolo anche ponendosi come pionieri di un nuovo modo di fare giornalismo, e interpretando il giornalismo secondo quelle che sono sempre state le sfide di carattere globale. Così prima come oggi. E quindi possiamo dire che il primo motore di ricerca, internet, così come lo conosciamo, è nato in Sardegna. La prima rete regionale di carattere generalista è nata in Sardegna, e questo per evidenziare proprio una capacità di interpretazione positiva e di orizzonte, di prospettiva a lungo termine, che ha sempre avuto il giornalismo
il giornalismo sardo. Da parte nostra, da parte delle istituzioni, evidentemente ci deve essere tutto il sostegno possibile a questa funzione così importante che è quella dell'informazione e della comunicazione. Su questo punto il Consiglio regionale è assolutamente impegnato e proprio in questo senso io mi sento di auspicare in qualche modo la promulgazione, la scrittura di un testo sull'editoria e sul pluralismo di informazione che non può più attendere. Noi abbiamo necessità di una legge che regoli l'informazione, perché dall'informazione passa l'evoluzione e il completamento di un concetto fondamentale, di un valore fondamentale della nostra società, che è la democrazia. Quindi voi avete in mano la democrazia, perché da voi dipende molto, dipende da voi il completamento di questo valore, ed è compito nostro darvi gli strumenti, le possibilità diciamo, e le regole che vi consentano di svolgere nel miglior modo possibile il vostro lavoro, anche difendendoci da sistemi di comunicazione che troppo spesso invece non hanno nulla di informativo. Grazie. Grazie Presidente. Porto il saluto mio personale, del Presidente della Giunta Solinas e dell'intera Giunta, e ringrazio per l'invito caloroso, del quale sono onorato, anche per partecipare alla presentazione di un libro che è del tutto originale e probabilmente utile anche per noi politici. L'informazione dunque è al centro di questo evento. L'informazione che è patrimonio di tutti, dell'intera collettività. Una regione ricca di mezzi di informazione è una regione più libera, più evoluta, più sviluppata, anche dal punto di vista culturale e sociale. Ecco perché il pluralismo resta un bene da difendere con tutte le forze. Non a caso l'articolo 21 della Costituzione protegge l'interesse generale all'informazione, che in un regime democratico significa pluralità di fonti e libero accesso alla circolazione delle notizie e delle idee. Ecco, le notizie, che siano date o ricevute, provocano la conoscenza, l'idea, l'eidos, che poi la stampa ha il potere di raccontare, di recitare, di modificare e addirittura qualche volta di capovolgere. Saremmo degli ipocriti se non ammettessimo che qualche volta una notizia data in un modo poi appare in un altro. Mi ricordo quei telegiornali di quel comico che dava la stessa notizia in 5 versioni, per cui con la prima si festeggiava, con l'ultima si cantava la messa di morto e la notizia era sempre la stessa. Quindi non mi voglio annoiare, era solo una parentesi. Le cose che vi voglio dire sono queste, me le sono scritte. La prima è che la Giunta regionale ha ben chiari questi concetti. Il sistema editoriale sardo va sostenuto. Abbiamo il compito di aiutarlo ad uscire dalle secche di una delle più grandi crisi e più cruente e più lunghe degli ultimi decenni. Del resto il Consiglio regionale sardo, come diceva Mario prima, in maniera bipartisan, nel 2015 si è dotato di una legge, la numero 3 del 2015, che ha dato risposte immediate al mondo delle TV locali, salvandole da un tracollo quasi inevitabile. La legge 3 è in capo al mio assessorato, che con una struttura dedicata porta avanti le istruttorie relative ai finanziamenti per le produzioni proposte dagli editori televisivi. Come tutte le cose, anche questa legge è certamente migliorabile, ma devo dire, senza tema di smentita, che si tratta di un valido strumento normativo, spesso e volentieri diventato modello di ispirazione per numerose altre regioni che dovevano legiferare in materia. Siamo pronti comunque a una revisione che dia risposte più specifiche e puntuali anche al settore delle radio e del web.
E per centrare meglio gli obiettivi, lancio da questo incontro una proposta a tutti gli attori della filiera. Istituiamo quanto prima un tavolo permanente sull'editoria sarda, con i protagonisti e i massimi esperti della materia, per riuscire in tempi brevi a varare nuove iniziative di sostegno a questo importantissimo comparto. Grazie per l'attenzione. Ma prima di parlare del libro e di esprimere vivissimi e sinceri complimenti al Corecom e al Presidente Mario Cavasino per aver voluto questa iniziativa molto interessante, fare i complimenti anche al collega Alessandro Zorco che ha realizzato il libro con alcune collaborazioni davvero interessanti. Più da cittadino che da giornalista vorrei esprimere compiacimento per la loro presenza e per quello che hanno detto al Presidente del Consiglio regionale e all'assessore Biancarezzo. La loro presenza qui è certamente motivo di conferma della loro sensibilità culturale e istituzionale nel comprendere il ruolo, l'importante, insostituibile ruolo dell'informazione nella democrazia. Quanto hanno detto dimostra che l'attenzione è viva, che gli impegni ci sono e che naturalmente possono essere considerati collaboratori nello sforzo che ciascuno e ogni testata fa per superare quella che è stata giustamente definita una gravissima crisi. Io credo che, venendo a parlare del libro, il libro dà un panorama, e forse non un panorama, meglio sarebbe definirlo un mosaico con tante tessere che non sempre sono coincidenti perché diverse sono le ottiche dalle quali è stato visto il problema o alcuni eventi e alcuni accadimenti dell'informazione in Sardegna. Ma voglio dire che il libro, nella valutazione che se ne può dare più sintetica possibile, è che dà una dimostrazione concreta di quanto sia vitale l'informazione in Sardegna. Sono stati ricordati alcuni dati, ma vorrei sempre richiamare il fatto che il tutto è costretto nei limiti di un'isola che ha un mercato dell'informazione, per quanto riguarda quella regionale, veramente limitato. Complimenti anche ancora al Corecom che ha consentito la pubblicazione. Voglio fare i complimenti anche ai due borsisti che hanno aiutato Alessandro Zorco con serietà davvero encomiabile. E direi che da questo libro può nascere, secondo me, dovrebbe nascere, anche un'ulteriore occasione per incontrarci, per discutere, per verificare quali sono le potenzialità straordinarie della nostra categoria di giornalisti e dell'informazione in generale nella nostra Sardegna e fare quel salto di qualità che io credo che sia necessario per superare la crisi. Io credo molto nel valore della qualità, non è un problema di quantità. Vedo che da qualche parte si cerca di reagire moltiplicando le pagine, moltiplicando gli orari di trasmissione, ma se poi i contenuti non sono di qualità, credo che siano delle iniziative sprecate. Quindi è un libro che di per sé merita il plauso più sincero e i complimenti più affettuosi, ma è un libro, con gli altri che l'hanno preceduto e con quelli che io mi auguro lo seguiranno, che consente a tutti noi di avere una maggiore consapevolezza e di dare al nostro impegno soprattutto ai giovani che hanno un futuro da riempire nelle loro iniziative, una consapevolezza, dicevo, che l'informazione è per la democrazia uno strumento insostituibile.
Grazie. Grazie di Ringrazio il Presidente Pais per averci invitati, ringrazio il Presidente Cavasino di avermi coinvolto in questa iniziativa e ringraziamento va a lui anche per l'operato che ha svolto in questi anni proprio all'interno del coordinamento nazionale. Il discorso che noi anche come rete di Corecom ci poniamo, la questione qual è? È in che modo noi possiamo intervenire. Durante un intervento agli Stati Generali dell'Informazione e dell'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dei miei passaggi fu proprio sulla centralità del Corecom quale organo pubblico, organo dello Stato, cioè noi siamo un'autorità che rappresenta lo Stato, noi siamo lo Stato. In particolare il lavoro che ha svolto il Presidente Cavasino al tavolo media e minori è stato importante e ci fa riflettere su un aspetto. Come Corecom, come rete nazionale di Corecom, noi abbiamo l'opportunità di non solo monitorare e di supportare anche l'ordine dei giornalisti, ma ci poniamo la domanda di quale sia il ruolo sociale che noi abbiamo. Allora a questo punto mi chiedo che probabilmente i Corecom hanno un ruolo diverso, che è quello di magari insegnare ai ragazzi quale sia la modalità corretta di distinguere la comunicazione dall'informazione, quindi la modalità più corretta per crearsi un'opinione pubblica. Così come noi insegniamo ai nostri ragazzi a nuotare, cioè se li buttiamo in mare, poi loro affogano, se gli spieghiamo come devi fare 4 bracciate, devi respirare ogni tanto, eccetera. Se oggi ci troviamo in un modo in cui loro navigano indipendentemente, cioè noi siamo il Corecom, siamo quelli che diciamo dobbiamo dare le regole ai ragazzi, eccetera, eccetera. Ho 3 figli. Un conto è quello che dico, un conto è quello che faccio. Loro alla fine attingono da questo strumento qua tutta l'informazione che vogliono, indiscriminatamente, e si creano un'opinione pubblica che non è quella più corretta, è né più né meno che quella che dipende dal flusso di comunicazione che loro preferiscono. Quindi sì, se dobbiamo immaginare un ruolo che possono avere i Corecom nel futuro è certamente quella di creare un sistema educativo a livello nazionale per insegnare ai ragazzi a distinguere tra buona informazione e comunicazione. Questo secondo me è il nostro obiettivo. Grazie Presidente. Ringrazio te e soprattutto per il lavoro che hai fatto e stai facendo col Corecom sardo, che l'hai portato in una dimensione nazionale rilevante con l'attività di attenzione ai cittadini per quanto riguarda i diritti nel rapporto con le telecomunicazioni e per quanto riguarda il rapporto con l'informazione portato sempre all'attenzione e alla ribalta nazionale anche in commissioni importanti della GCOM. Credo che questo sia un punto di merito per la Sardegna, oltre che di Mario e del suo comitato, e vada sottolineato. Ringrazio anch'io il Presidente del Consiglio, l'assessore, per le parole che hanno detto e da cittadino per gli impegni che hanno assunto per sostenere l'informazione in Sardegna in prospettiva e soprattutto la sua industria, la chiamerei così. Dal mio osservatorio di oggi, e il direttore Filippini credo sia d'accordo perché ha fatto cenno in alcuni passaggi di questo, l'informazione si regge, è un bene essenziale per la vita civile, per la vita delle comunità, per la democrazia, ma si regge l'informazione diciamo professionale, organizzata, dà lavoro e allo stesso tempo promuove cultura e conoscenza, si regge su impianti che siano solidi. Quando non sono così, quando economicamente hanno delle sofferenze, nascono dei problemi. E il libro, ecco, così entriamo rapidamente anche un po' nel libro e nello stato dell'arte e della situazione che vediamo in Sardegna, lo evidenzia, i problemi possono essere notevoli. Allo stato attuale i dati che proprio la GCOM ha messo in evidenza quest'anno con uno studio molto interessante sull'informazione locale, uno studio nazionale per la prima volta dedicato solo all'informazione locale, che ha evidenziato come questo ambito di informazione sia da considerare con pari dignità di quella nazionale, senza nessuna remora e anzi forse addirittura più importante. In Sardegna l'indagine che ha fatto la GCOM dedicata proprio alla informazione locale sul piano generale, quindi analizzare regione per regione, evidenzia un dato molto importante e quasi unico, battuto forse solo dalla Valle d'Aosta e in parte dal Trentino Alto Adige. Il 91% dei sardi si interessa di informazione locale, il 91% dei sardi, e la gran parte dei sardi si informa sui mezzi locali.
Poi se andiamo a guardare i dati vediamo che in prima battuta ci sono le televisioni oggi, che non sono le prime nate rispetto appunto ai giornali, al secolo scorso e al secolo precedente. E soprattutto però negli ultimi anni, guardate, c'è un dato sconvolgente, se vogliamo interessante e esaltante per altri versi, e cioè il 70% dei sardi in prima battuta si informa da internet. Poi arrivano le televisioni, poi arrivano i giornali. Guardate, è un dato che forse a volte non abbiamo sempre ben a mente. Siamo convinti, e probabilmente sul piano della formazione e delle opinioni leader valgono di più sempre i giornali e la carta stampata, che mantengono un ruolo molto importante. Sul piano dell'informazione pura, i canali di accesso principali possono essere altri, sono altri. Se andiamo a guardare i dati dell'occupazione abbiamo visto che però l'occupazione non la troviamo su internet, la troviamo, l'occupazione prevalente la troviamo nei quotidiani in primo luogo, 29%, 20,6% TV e radio locali, 9,3% servizio pubblico radio televisivo, 2,3% TV e radio nazionale, 42% altro. Nell'altro c'è di tutto, ci sono tutte quelle realtà che possono essere ritenute secondarie, ma che hanno assunto e stanno assumendo sempre più dignità rilevante, dai piccoli periodici alle piccole radio, agli organi online che pure qualche forma di occupazione cominciano a darla, agli uffici stampa e così via, che occorre implementare. Questo sistema va sostenuto, e ciò che noi abbiamo fatto con l'associazione Confindustria Radio TV, stimolando e ottenendo dal governo precedente e dal precedente ancora una modifica al regolamento sui contributi per le TV locali, che finalmente privilegia in primo luogo l'occupazione, in secondo luogo il rapporto con i cittadini, cioè la verifica che quell'organo di informazione ha un contatto reale con la gente, che non è nato solo per succhiare contributi pubblici. Questo non servirebbe. Ecco, se andiamo su questa strada, io penso che anche questa esperienza, questa iniziativa di questo libro sia utile per trovare il filo logico di un'iniziativa pubblica, ma anche di un'iniziativa culturale e sociale che dobbiamo tutti riprendere. Grazie. Grazie Presidente Siddi, intervento davvero interessante. E ogni volta che in libreria o comunque che viene editato un libro che parla di informazione è da considerarsi un fatto molto positivo. Credo che nel nostro paese di informazione, nonostante sia spesso al centro anche di discussioni, di dibattiti, non se ne parli abbastanza, e soprattutto non si faccia lo sforzo che secondo me invece è necessario per interpretare quello che sta accadendo nel mondo dell'informazione, e questo libro a questo contribuisce. La seconda cosa che vorrei dire è che credo che sia arrivato il momento anche per l'informazione in Sardegna di diventare oggetto di uno studio serio dal punto di vista storico. La memorialistica va bene, è bello leggerla, è divertente, sono interessante, però ho l'impressione che anche da parte degli storici di professione sia necessario un supplemento di interesse per capire anche il peso che ha esercitato l'informazione non solo in questi anni ma anche in anni passati, il ruolo che ha svolto, e per analizzare questo ruolo sulla base dei documenti, non solo dei ricordi personali, ognuno di noi ha i suoi, ma sulla base dei documenti, dei fatti, insomma passare dalla memorialistica alla storia. Mi auguro che il Corecom che verrà, insomma, quello che sarà, certo, possa raccogliere questo mio auspicio, insomma. La terza cosa è manifestare soddisfazione per gli impegni assunti dalla parte politica, insomma. Non è mai accaduto come in questo momento che il settore sia stato così trasformato. Si dice tradizionalmente che nessun mezzo ha cancellato quelli precedenti, no? La radio non aveva cancellato i giornali, la televisione non ha cancellato né la radio né i giornali. Il sistema attuale, la rete, però sta producendo delle modifiche nel modo di informarsi talmente profonde che sta trasformando, che forse sta superando i mezzi che abbiamo
che abbiamo conosciuto e nei quali molti di noi hanno lavorato. Allora questo richiede anche da parte del pubblico, insomma, anche da parte dell'amministrazione, anche da parte delle istituzioni, vorrei dire, un supplemento di attenzione, perché questi strumenti devono essere aiutati a crescere, ad affermarsi professionalmente, vorrei dire, perché il pericolo, vedete, e qui finisco, insomma, è che si tratta di strumenti talmente pervasivi che finiscono per condizionare quello che facciamo, cioè, per cui noi alla fine non siamo più padroni di quello che facciamo, ma ci facciamo condizionare dalla forza e dalla pervasività di questi strumenti. Per rovesciare questa situazione abbiamo bisogno di un grandissimo impegno e anche dell'aiuto delle istituzioni. Grazie Presidente Birocchi, intervento interessante. Tradirei il mandato che mi hanno affidato i colleghi se non lasciassi irrompere in questo mio saluto l'attualità. E allora, prima di tutto, l'attualità ci dice che ieri la direttrice del giornale online Cronache Nuoresi, Sonia Meloni, è stata minacciata di morte. Un sito che cura quell'informazione local che non solo ai tempi in cui il presidente De Cillis dava conto degli incidenti stradali, ma tuttora e tutt'oggi sono la prima frontiera della informazione sul territorio, la prima trincea di quella battaglia culturale per trasformare la cittadinanza in opinione pubblica. E mi sembra che questo microscopico e vitale tessuto informativo debba essere da domani, da quando avremo il piacere di sederci a questi tavoli di confronto e di essere auditi nelle commissioni competenti, debba essere questo tessuto informativo elettronico e così locale uno dei capitoli di una riflessione. Benvengano le regole stringenti e calibrate in modo da poter consentire anche a chi oggi ha più buone intenzioni che risorse, più professionalità che capitali, o ha capitali ma responsabilità soverchianti rispetto ai capitali, di aggiungere un capitolo altrettanto importante, altrettanto bello, altrettanto rilevante dal punto di vista democratico rispetto a quelli che oggi possiamo leggere e ricordare nel volume che presentiamo. Grazie. Grazie al Presidente Tabasso, all'amico Celestino. Bene, dunque siamo giunti al termine di questo incontro. Ringrazio i colleghi Margherita Soliga, Claudia Onnis, Roberto Casini, Massimo Secchi, componenti del Corecom Sardegna con i quali abbiamo condiviso questi 5 anni di lavoro e anche questa forte iniziativa per dare vita a una pubblicazione abbastanza singolare, che però speriamo sia un contributo importante anche al dibattito in questo fondamentale settore. Come detto, come ha auspicato il Presidente della Commissione Marras, che è di fresca nomina, quindi avrà davanti a sé un lungo periodo, speriamo che ci sia una collaborazione, un buon passaggio di consegne con il prossimo comitato, insomma il prossimo comitato che verrà eletto a breve. Noi siamo pronti, insomma, a passare le consegne, a fare la nostra parte. L'auspicio può essere quello che questa pubblicazione sia una prima pietra, poi chi verrà potrà cogliere al volo il suggerimento del Presidente Birocchi, fare uno studio storico del settore più scientifico. Noi abbiamo voluto fare anche un racconto sui sentimenti, sul pathos, su quello che insomma i diretti protagonisti hanno vissuto sul campo.
Bene, quindi vi ringrazio ancora, consentitemi di ringraziare la collaborazione del nostro staff in rosa, della dottoressa Giancarla Marras e della dottoressa Stefania Orufino. Senza di loro questa iniziativa non sarebbe potuta andare in porto. Grazie ancora e buona giornata a tutti.